riorientare le nostre vite. Ci rallegriamo per la comunione fraterna, ci rallegriamo della compagnia che possiamo sperimentare nello stare insieme attraverso la grazia e una fede comune. Pertanto, Signore, preghiamo anche per lo Spirito Santo, che possa agire, possa parlarci, possa consolarci, possa riprenderci, Signore, attraverso la Tua parola. Per tutto questo, Signore, noi ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. E ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Come ti sentiresti se qualcuno ti rivolgesse queste parole? E ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi o in te un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Sappiamo che siamo fatti anche dalle parole degli altri e che attraverso di esse ci definiamo o siamo definiti. E ho questa fiducia. Come vi sentireste se fosse un uomo di Dio come Paolo Apostolo a rivolgerle verso di voi, verso di te? Cioè, se Paolo Apostolo stasera era qui per dirvi questo, come ti sentiresti? Ho questa fiducia in te. Che privilegio poter avere queste considerazioni su di noi da una persona autorevole come lui. Come vi sentireste se in quelle parole, tra quelle parole, si riponesse la fiducia per la nostra vita in colui che ha il potere e la forza di preservarci nel tempo? Insomma, non siamo soli, siamo nella compagnia degli altri che possono fortificare la nostra vita e la tua vita. Un benvenuto allo studio del venerdì. Abbiamo scelto la lettera di Paolo ai Filippesi per diverse ragioni, come abbiamo visto anche la volta scorsa. La prima è che è considerata una lettera che indirizza alla al rallegrarsi, su uno sfondo, come se fosse, lo sfondo di una tela. Lo sfondo è che la vita o il tempo sta per scadere. Non siamo eterni, almeno su questa terra. Il tempo sta per scadere. Rallegrati nel Signore perché il tempo scorre veloce inesorabilmente. Siamo abituati a scadenze nell'uso del cibo. Quando compriamo dei prodotti troviamo una data. Troviamo nelle confezioni delle date entro le quali quel determinato prodotto va consumato. Il tempo scorre. Nei Salmi è scritto che un giorno rivolge parole all'altro. Si intravede un ritmo. Il tempo lascia i segni evidenti anche sul nostro corpo, che lo ricorda a ciascuno di noi ogni giorno quando siamo davanti allo specchio. Il contesto nel quale l'Apostolo scrive è caratterizzato da una possibile condanna a morte. Infatti è in carcere. La chiesa di Filippi, già conosciuta da lui 10 anni prima, è una chiesa tesa, nervosa, proprio perché quel mondo che la circonda imprime su di essa delle forti pressioni, una latente persecuzione religiosa, come anche nuove dottrine che avrebbero potuto deviare il pensiero, la fede, l'etica. Come si comporterà questa chiesa in un contesto come questo? Si rischiava quella che accade in ogni conflitto a fuoco, quello che si chiama la ritirata, tirarsi indietro, perché minacciati da una supremazia evidente. Allora le domande, le questioni, prima di leggere il primo testo di questa sera, le domande sono tante. Quali obiettivi, come singoli e come Chiesa, dovrebbero caratterizzare la nostra vita? Cioè, da che cosa siamo animati? Se dovessimo usare un termine a noi conosciuto, qual è la vera anima della Chiesa? E quale ossatura dovrebbe reggerla? Darle una postura eretta,
come lo fa la nostra colonna vertebrale? Quale fede, quali convinzioni dovrebbe avere una Chiesa che si rallegra sempre, a prescindere dalle circostanze, dato che Paolo è in carcere? Allora, quali sono le promesse del Signore a questa comunità che conosciamo nel libro degli Atti, capitolo 16? Andiamolo a leggere insieme, Atti 16, dal versetto 6, e vediamo un po' l'opera di Dio che agisce portando Paolo proprio a Filippi. Dal versetto 6, Atti 16, poi attraversarono la Frigia e la religione della Galazia, essendogli stato impedito dallo Spirito Santo di annunciare la parola in Asia. E giunti ai confini della Misia, cercavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. E oltrepassata la Misia discesero a Troas. Paolo ebbe durante la notte una visione. Un macedone gli stava davanti e lo pregava dicendo: «Passa in Macedonia e soccorrici». Appena ebbe avuta quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, convinti che Dio ci aveva chiamati là ad annunciare loro il Vangelo. Perciò, salpando da Troas, puntammo diritto su Samotracia e il giorno seguente su Neapolis, e di là ci recammo a Filippi, che è colonia romana e la città più importante di quella regione della Macedonia, e restammo in quella città alcuni giorni. Il sabato andammo fuori dalla porta, lungo il fiume, dove pensavamo vi fosse un luogo di preghiera, e sedutici parlavamo alle donne là riunite. Una donna della città di Teatiri, commerciante di porpora, di nome Lidia, che temeva Dio, stava ad ascoltare. E il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Dopo che fu battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: «Se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia e alloggiatevi». E ci costrinse ad accettare. Mi piace questo termine forte. Ci costrinse, non ci invitò. Fin qui la parola che ci aiuta a capire un po' i meccanismi o l'opera di Dio in questa fase di conoscenza della città di Filippi. È una storia, non so se abbiamo osservato, è una storia caratterizzata da tanti no ratificati dal cielo. Non so, lo Spirito Santo che impedisce di annunciare la parola di Dio in Asia. Altro impedimento si manifesta in altre regioni. Infatti è scritto che lo Spirito di Gesù non lo permise. E poi una nave per Troas, l'attuale Turchia, l'ingresso, 10 anni prima di scrivere questa lettera a Filippi, colonia romana. La volontà di Dio che si oppone in certi contesti, altrove invece lo favorisce. Quante risposte mancanti a tutto quello che ci viene detto e raccontato. Filippi era considerata la Roma in miniatura e il Vangelo sarebbe arrivato in una città fortemente ricca di cultura, di potere, anche caratterizzata dalla corruzione. Allora, come armare spiritualmente questi credenti? Come aiutarli? Come sostenerli? Voi immaginate, lui arriva a Filippi e trova delle donne che pregano. Iniziano le prime conversioni, poi arriva il carcere. Cosa si poteva scrivere dopo 10 anni e in carcere? Come avrebbe potuto incoraggiare una chiesa che era nata in una città che prendeva il nome, pensate, dal padre di un grande imperatore come Alessandro Magno? Papà si chiamava Filippo di Macedonia. In primo luogo, in quella città c'erano già delle donne che pregavano. E allora riflettiamo subito sull'importanza di un presidio spirituale nelle nostre case, nei luoghi dove stiamo. C'è un presidio spirituale? C'è un posto dove possiamo pregare? Ecco, questo testo ci insegna che c'era un presidio spirituale a Filippi prima di costituire la Chiesa. La preghiera rimane la disciplina che meglio muove la mano di Dio, secondo la sua buona e perfetta volontà, quindi imparando anche ad accettare la volontà di Dio.
Ora vediamo tutto il resto e tutto ciò che l'Apostolo ci lascerà conoscere 10 anni dopo, scrivendo questa lettera ai credenti, ai santi che erano in Filippi. E qui finalmente entriamo nella lettura di questa epistola che Paolo scrive, straordinariamente ricca di contenuti, come sempre. Leggerò dal primo versetto del capitolo 1 e mi fermerò per questa sera al versetto 7. Dalla parola del Signore: Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, con i vescovi e con i diaconi. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi, e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia, a motivo della vostra partecipazione al Vangelo, dal primo giorno fino ad ora. E ho questa fiducia, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché io vi ho nel cuore, voi tutti che, tanto nelle mie catene, quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo, siete partecipi con me della grazia. La prima indicazione che ci viene fornita è l'idea di una compagnia, ed è qualcosa che vediamo già in Genesi, quando l'uomo è solo. Noi siamo caratterizzati e abbiamo bisogno di una compagnia di uomini e di donne. Il primo è Timoteo, poi c'è un'apertura a tutti i santi in Cristo, e tra questi sono nominati vescovi e diaconi, come se fossero tanti ingranaggi che muovono lo stesso organismo che è il corpo di Cristo. Il ruolo apostolico è caratterizzato da una posizione ben definita, quella di servi di Cristo. Infatti al versetto 1 è scritto: Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù. Al servizio di Cristo, come quegli schiavi che erano servi del loro padrone. Ma la connotazione però va in un'altra direzione. La connotazione è ancora più ricca, in quanto uomini e donne resi liberi di servire. Non sono obbligati a servire, ma sono resi liberi di servire Cristo attraverso un servizio amorevole per Lui. Si è liberi di servire Dio essendo Suoi servi. È un pensiero innovativo dal punto di vista culturale, in quanto gli schiavi, i servi, non erano pienamente liberi, ma Cristo ha tracciato un nuovo modo di esercitare questo tipo di servizio libero e poterlo compiere in virtù di una riconquista alla croce dei buoni propositi di Dio. Capitolo 2 di Filippesi, versetti 5 a 7, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Abbiamo un punto di confronto, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. E lui il precursore nel prendere la forma di servo, pur essendo Dio. Pertanto Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, si ispirano a questo modello e ci presentano questo modello. Infatti sarà una lettera incentrata su Cristo, in Cristo, diventando per loro e per noi il fondamento della nostra e della loro esistenza. Cristo sarà il centro del loro messaggio ed è ancora il centro del messaggio che dobbiamo portare e vivere. È un messaggio indirizzato ai santi, non so se possiamo osservarlo questo al primo versetto, è un messaggio indirizzato ai santi, infatti è scritto: Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, con i vescovi e con i diaconi, e poi continua: grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. La Chiesa dell'origine aveva un ordine, era ben organizzata e soprattutto strutturata tutta al servizio di Cristo. Gli antichi propositi di Dio si stavano per realizzare, e per vedere gli antichi propositi di Dio dobbiamo andare in Esodo, capitolo 19, versetti 5 e 6.
Esodo 19, versetti 5 e 6. Dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia, e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Sarete fra tutti i popoli. Che cosa? Il mio tesoro particolare. La chiesa che si sta per costituire anche a Filippi è una chiesa che segue le orme di questa promessa che Dio avrebbe prima indirizzato a Israele e poi alla chiesa. Mi sarete un regno di sacerdoti. Una nazione santa rientra a pieno titolo nell'identificare il sacerdozio dei credenti che sono chiamati santi. La santità è una condizione che si eredita per grazia. Sappiate allora, voi che siete in Filippi, che siete santi in Gesù Cristo. È un pensiero che li identifica e li qualifica. La parola santi corre in tutta la scrittura. È un termine designato anche per identificare Israele, specialmente come popolo eletto di Dio, ma è anche un termine che integra i credenti che si sono appena costituiti in Gesù Cristo e dall'opera dello Spirito Santo. Allora possiamo identificare questo termine all'interno di un patto che Dio fa con il suo popolo delle origini, rileggendo insieme proprio quel versetto 5 di Esodo 19. Dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia. Come ti senti questa sera con un'affermazione così? Come ci sentiamo questa sera? Ci sentiamo il tesoro particolare di Dio? In Cristo sei e sarai il suo tesoro particolare, separato dallo Spirito Santo per agire secondo i propositi di Dio e per mostrare il carattere del servitore Gesù. Quindi servi di Cristo, santi in Cristo, abbiamo letto nei primi versetti, si aggiunge il concetto di grazia e di pace. Versetto 2 è scritto: grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Allora, abbiamo osservato un ordine nel descrivere coloro che sono le guide della Chiesa. Abbiamo visto che sono vescovi e diaconi. Vescovo è un sorvegliante, diacono ha una funzione diaconale, quindi di servizio, più propensa o adatta a mansioni pratiche, ma se leggiamo anche il libro degli Atti, i diaconi non solo servivano le mense, ma erano uomini accreditati in tutto e per tutto. Infine tutti i santi, proprio per manifestare la bellezza di una compagnia all'interno del piano del popolo di Dio. Lo stesso è per le parole che caratterizzano il versetto 2. Prima incontriamo la grazia e poi la pace, perché la grazia è ciò che viene donato al popolo di Dio, come lo è la grazia per un prigioniero. Abbiamo sempre visto nei film o nelle letture, è stata fatta la grazia a quella persona. Quindi significa che quella condanna che aveva è stata completamente rimossa. E poi l'effetto della grazia è che ci sia pace nel nostro cuore. Insomma, non ci può essere pace senza grazia, a meno che non ci accontentiamo di palliativi. Allora questo è anche un indicatore per capire che la vera pace, quella che si cerca e si ricerca, è conseguenza della grazia, dell'atto di Dio nella nostra vita. Credo che il concetto di grazia esprima la somma, è come se esprime il totale, no? Quando si dice facciamo il totale di questo conteggio. Quindi credo che il concetto di grazia esprima la somma, la totalità delle energie che Dio ha speso per noi. È il suo modo di dire a questa umanità che si è donato pienamente in Cristo, con generosità e misericordia. Nulla può essere meritato e nulla può essere ottenuto.
Essa realizza la pace in coloro che credono ed entrambe provengono dal Padre e dal Signore Gesù Cristo. In un certo senso, nello stesso modo come leggiamo in Genesi 1, facciamo l'uomo a nostra immagine. Avete notato che proprio quando crea l'uomo e la donna c'è questo facciamo? Perché prima c'è solo il Padre, c'è solo Dio fece, ma ad un certo punto la Trinità dialoga. C'è una compagnia all'interno della Trinità, ruoli diversi. Allora, nello stesso modo come facciamo l'uomo a nostra immagine, nello stesso modo il Padre è l'autore di una riconquista di questa immagine di Dio perduta a causa del peccato attraverso il Figlio e dalla potenza dello Spirito Santo che agisce in cooperazione con tutta la Trinità. Grazia a voi, guardate qui, e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo. È pienamente quella parola che abbiamo conosciuto in Genesi. Facciamo l'uomo a nostra immagine. Pertanto abbiamo incontrato termini come servi, quindi uomini e donne resi liberi, poi abbiamo incontrato ruoli all'interno della Chiesa, come anche una definizione generale dei credenti resi santi da Dio, poi abbiamo identificato i benefici che sono disponibili a coloro che credono, ovvero il dono della grazia e l'effetto della pace. Introduciamo ora i ringraziamenti dell'Apostolo. Versetto 3. Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi e sempre, in ogni mia preghiera, per tutti voi, prego con gioia, a motivo della vostra partecipazione al Vangelo, dal primo giorno fino ad ora. Spero tu stia bene. Quante volte abbiamo scritto o augurato a qualcuno di trovarlo in buona salute? Come stai? Ciao, mettiamo il nome della persona e poi subito dopo ci viene da dire ma come stai? È un'attenzione che rientra nei saluti. Spero che tu stia in buona salute. Paolo ci lascia conoscere un modo nuovo, una nuova formula del saluto affidando a Dio coloro che egli saluta. È interessante questo. Affida a Dio coloro che lui saluta. Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi. È un'attenzione rivolta per due elementi significativi. Il primo è legato a quello che Dio sta facendo e continuerà a fare nelle loro vite. Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi. Il suo ricordo di loro lo indirizza ad avere una preghiera gioiosa che introduce il secondo punto, ovvero il loro impegno e la loro collaborazione al progresso dell'Evangelo. Infatti lui dice, a motivo, cioè dà una spiegazione perché ringrazia il Signore per loro, a motivo della vostra partecipazione al Vangelo, dal primo giorno fino ad ora. Qui c'è l'elemento della costanza, della continuità. Allora, se dovessimo unire 3 punti, come se dovessimo disegnare un triangolo, proviamo a identificare questi 3 punti e poi noi prendiamo la riga e tiriamo e uniamo questi 3 punti. Allora, se dovessimo unire 3 punti, il primo elemento di questi 3 punti sono i soggetti. C'è Paolo, Timoteo, i Filippesi e tutti i santi. Questo è il primo punto del triangolo. Poi Paolo introduce il secondo elemento, che è il fondamento del ragionamento, che è Cristo. Quindi ci sono le persone, c'è Cristo e l'ultimo punto è il Vangelo, come il fine, lo scopo della loro vita come annuncio. A motivo della vostra partecipazione al Vangelo, dal primo giorno fino ad ora. All'interno di questa triangolazione
si strutturano legami d'amicizia. Quindi, dato che questa è una lettera caratterizzata dall'amicizia, l'Apostolo ci fornisce elementi necessari per renderla feconda e ricca. Che tipo di relazione vogliamo avere? Che tipo di amicizia vogliamo avere noi? Ne possiamo avere a vari livelli, però questa è un'amicizia speciale. C'è il Vangelo, Cristo e la compagnia di coloro che ne fanno parte. Questa è l'amicizia, la loro amicizia. Paolo, Timoteo, i santi che sono a Filippi, unitamente ai vescovi e ai diaconi che la compongono. Questi tre elementi caratterizzano la loro amicizia. Allora la gioia e l'affetto che l'Apostolo nutre per loro è supportata dalla loro partecipazione al Vangelo. E se ricordiamo, nel Cantico dei Cantici, gli innamorati si dicono amico mio e amica mia. Allora possiamo capire che questa amicizia degli innamorati è un'amicizia radicata nella relazione con Dio. Quindi l'amicizia è il risultato di un'opera di Dio nella loro vita. Si gioisce se vediamo il progresso nella vita degli altri. Spesso invece ci caratterizziamo da un'idea della gioia che riguarda qualcosa che serve a noi, per i nostri esclusivi bisogni. A me sembra che il respiro qui sia altro. Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia. Prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora. Si rallegra del progresso che vede nella vita degli altri. Ecco cosa ci insegna un carcerato, un uomo che sta in carcere e probabilmente se lui cita le catene, guardate che funzionava un po' come funziona oggi. Noi sappiamo che ci sono delle reclusioni diverse, ci sono le reclusioni dove c'è più libertà, poi ci sta il 41 bis, l'isolamento, ci sono varie forme di reclusione. Beh, se Paolo usa le catene sta dicendo che era probabilmente anche bloccato con le mani e coi piedi, eppure gioisce nella circostanza, pur sperimentando una detenzione forte. Gioisce anche in una condizione nella quale vede la sua vita che va verso una condanna a morte. In fin dei conti, siamo stati benedetti da Dio per essere di benedizione per gli altri. E vedere una Chiesa che progredisce nella partecipazione al Vangelo, della continuità nel tempo, infatti dice non avete mollato mai, si potrebbe usare un termine moderno, non avete mai mollato, state sul pezzo come si dice. E allora cosa prendiamo, cosa possiamo raccogliere ancora sul tema della gioia? Dobbiamo andare in Prima Tessalonicesi capitolo 5, versetti 16 al 22, non so se c'è in regia ma posso citarlo io per voi. Siate sempre gioiosi. È sempre Paolo che scrive ad un altro gruppo di credenti, questa volta in un altro territorio, in un'altra zona. Siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Questo dovrebbe essere un po' un versetto che dovremmo sempre ricordare, perché c'è un po' di tutto. C'è una sintesi, è il bignami della situazione, è il bignami del Vangelo. Allora, siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù per voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Allora, come possiamo definire questa lettura che è solo ai primi passaggi di questa corrispondenza? È che è necessario anche nutrire fiducia.
fiducia in coloro che sono i nostri amici. E Paolo lo dice al versetto 6 e al versetto 7. E ho questa fiducia, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché io vi ho nel cuore, voi tutti, che tanto nelle mie catene, quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo, siete partecipi con me della grazia. La fiducia è necessaria nelle nostre relazioni. Si è convinti che qualcosa o qualcuno corrisponda alle proprie aspettative. È un po' questa la fiducia. Cioè io mi fido di te. Però vediamo che tipo di fiducia è. È una fiducia su che cosa si basa questa fiducia? L'Apostolo introduce un nuovo parametro che caratterizza la sua fiducia e la sua persuasione che indirizza verso i Filippesi. Si parte dal concetto che è una fiducia, e qui dobbiamo riflettere bene, che ha poco a che fare con loro, perché conosciamo il cuore dell'uomo, conosciamo il cuore umano. Piuttosto è una fiducia che ripone in Dio che ha iniziato un'opera che ritiene buona e che Dio stesso porterà a compimento per il giorno di Cristo Gesù. Quindi io ho fiducia nel Signore che produrrà, determinerà, vi favorirà in questo cammino. Colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento. Anche qui c'è una riconquista di Dio nella grazia offerta da Cristo a chi crede. È una riconquista del buono, di un'opera buona, e non solo è stata iniziata da Dio, ma sarà portata a compimento. Ai giorni della creazione, se ricordiamo, abbiamo ascoltato del buono e del molto buono creato da Dio. E l'Apostolo ha fiducia in Dio per quello che è in grado di restaurare nella vita di coloro che credono, come aveva realizzato al principio. Quindi nella nostra salvezza è l'inizio di una nuova creazione. Non è tutto fatto, non è tutto realizzato, aspettiamo la glorificazione dei nostri corpi e l'eternità, ma Dio, attraverso la salvezza, attraverso la redenzione, ricolloca il buono, il molto buono nelle nostre vite che erano state separate e spezzate dal peccato. E poi versetto 7, e concludo, ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché vi ho nel cuore, voi tutti, che tanto nelle mie catene, quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo, siete partecipi con me della grazia. Ed è giusto che io senta così di tutti voi. Come mai l'Apostolo dice ed è giusto che io senta così per voi tutti? Ed è giusto. Sicuramente per l'affetto profondo che nutriva per loro, per come si erano impegnati nel collaborare con lui nel Vangelo, sicuramente aiutandolo e sostenendolo in carcere, i contributi economici, immagino. Pertanto è giusto che io vi abbia nel cuore. L'amicizia è un fenomeno che si fonda su questi valori. Si intravede la forza di questa relazione che va verso Paolo e parte da Paolo per andare verso di loro. Questa è l'amicizia. L'amicizia è una relazione che va in tutte le direzioni. Se no non funziona, se no non è amicizia. Non è solo qualcosa di caratterizzato dal Vangelo e dalla centralità dell'opera della croce, ma è anche qualcosa che interagisce, come lo è all'interno della Trinità. Allora, vi ho nel cuore a prescindere di un carcere, di una separazione da voi, in quanto il Vangelo, quell'annuncio, non subisce arresti o impedimenti. E lo Spirito Santo lo aveva condotto lì 10 anni prima per sperimentare nuovi legami di amicizia. Con quella corrispondenza l'Apostolo voleva riconsolidare
quella relazione. E concludo facendo un po' una breve sintesi delle parole significative che abbiamo incontrato questi primi 7 versetti, ripartendo dal versetto 1. Pertanto abbiamo incontrato termini come servi, quindi uomini e donne resi liberi. Poi abbiamo incontrato ruoli all'interno della Chiesa, come anche una definizione generale dei credenti resi santi da Dio. Poi abbiamo identificato i benefici che sono disponibili a coloro che credono, ovvero il dono della grazia e l'effetto della pace. L'Apostolo lascia conoscere i ringraziamenti che rivolge a ciascuno di loro, infine questa fiducia che nutre per loro, potendo vivere il futuro già nel presente. Ecco, noi siamo già alla presenza del Padre, pur se siamo qua. Questo è un concetto che spesso viene rievocato. Noi siamo già verso il futuro, siamo al futuro, ma siamo anche nella realtà del presente. L'amicizia, infine, come dono, ove si possono individuare gli elementi che lo determinano. Quali sono gli elementi che determinano una sana amicizia? Sono la centralità di Cristo nella nostra vita e il Vangelo. E tutti questi due elementi caratterizzano la nostra amicizia. Pertanto vorrei concludere con lo stesso versetto che ci ha portato a iniziare questa riflessione: e ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento